Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi porteremo alla scoperta della città di San Tommaso. Siamo ad Aquino in provincia di Frosinone. Il comune si trova a 109 metri sul livello del mare e conta più di 5.000 abitanti. Sul suo territorio abbiamo tantissime testimonianze dell'Aquinum romana. Nel corso della puntata incontreremo i protagonisti del territorio, il sindaco, il parroco, gli abitanti. Mettetevi comodi, a voi Aquino! Il comune di Aquino ha origini antiche, era una delle 5 città volsche, ha tradizioni romane di lunga durata, quindi è una delle città che, oltre a legare il suo nome storicamente ovviamente a San Tommaso, che è il santo per eccellenza, uno dei padri spirituali della Chiesa, ha anche dato origine a famosissimi personaggi quali Giovenale, Pescenio Negro. Abbiamo un aeroporto che piano piano sta anche ritrovando uno spessore antico. Abbiamo festeggiato il 70° anniversario della distruzione, il bombardamento dell'aeroporto di Aquino con una manifestazione molto sobria, suggestiva, che in qualche modo ci ha fatto richiamare alla memoria quelli che sono stati i bombardamenti dell'epoca, quando è stato distrutto anche Monte Cassino. La nostra città risente e origina ovviamente da due grandi filoni storici, l'epoca romana e la parte che riguarda poi in realtà l'epoca medievale. La parte romana è molto ben rappresentata da un arco onorario di Marcantonio, davvero suggestivo. E dalla Porta San Lorenzo, che sta all'ingresso della città, preludio alla Via Latina, che poi attraversa per larga parte il nostro territorio. Proprio di fronte al museo c'è la chiesa monumentale della Madonna della Libera, che è una straordinaria chiesa, un'opera architettonica di un valore incommensurabile. L'influsso medievale invece è molto ben evidente nel borgo, dove in realtà è posizionata una stupenda torre che è la parte d'ingresso della casa di San Tommaso, molto famosa. Da poco siamo riusciti ad averla proprio in gestione diretta del comune, e tutta la cinta muraria con una stupenda discesa che in qualche modo indirizza verso un vallone, luogo di incontro e anche luogo di manifestazioni di grandissimo spessore a livello sportivo, a livello culturale, perché è molto ampio. Il nostro gonfalone può fregiarsi di due onorificenze concesse, la prima dal presidente Ciampi, medaglia d'argento al valor civile nel 2004, e il secondo fregio è quello della medaglia pontificia che è stata concessa da Papa Paolo VI il 2 gennaio del 1974. Sulla parte nera della banda nera è rappresentato il gallo, il simbolo che poi è stato trovato anche su una moneta che è stata coniata ad Aquino. Per quanto invece riguarda l'altra banda c'è un leone rampante che poi era il simbolo dei conti di Aquino, che era la famiglia che ha dato origine a San Tommaso. Siamo nella città di San Tommaso, la tradizione religiosa di Aquino è antichissima. Andiamo a conoscere il parroco. È da poco che io sono parroco qui in questa cattedrale. Devo dire, innanzitutto ho trovato una popolazione di una grande fede, ringraziando innanzitutto i miei predecessori che hanno seminato bene, hanno lavorato bene, e continuo io a servire questa popolazione. Questa cattedrale, che è molto importante, è una delle cattedrali più antiche della diocesi, ricostruita subito dopo la guerra, ed è la cattedra del vescovo.
I patroni sono San Costanzo Vescovo e San Tommaso d'Aquino. Che dire di questa cattedrale? La ricordiamo per un evento storico importantissimo, la visita del Papa Paolo VI nel 1974 in occasione del 7° centenario della morte di San Tommaso d'Aquino. E proprio nell'occasione fu eretta anche a Basilica, e quindi è Basilica con cattedrale della diocesi di Sora, Aquino e Pontecorvo. Vi è la costola di San Tommaso d'Aquino e poi San Costanzo Vescovo, vi è la Tibia. C'è una devozione della Madonna della Libera, una chiesa bellissima, medievale, e lì parlano di Dio le pietre, e quindi questo popolo è cresciuto proprio spiritualmente intorno a queste due chiese importantissime, e quindi da parte del popolo c'è una grande devozione, affetto, che continueremo sicuramente in questo cammino, di fede, di conversione, di spiritualità, crescere intorno a Gesù Cristo come pietre vive, per poter testimoniare l'amore, il servizio del Signore, la giustizia, la disponibilità. Come dicevamo, le origini di Aquino in provincia di Frosinone sono antichissime, ricostruiamo sinteticamente la storia. Aquinum è un importante centro in epoca romana situato sulla Via Latina e proprio sul percorso fra Roma e Capua costituiva forse la realtà territoriale appunto più importante. Che fosse importante è testimoniato ancora oggi dai reperti di alcuni suoi monumenti, fra i quali forse il più significativo è il cosiddetto arco onorario, che si dice gli Aquinati avessero innalzato nello spazio di una notte per onorare Marcantonio, che tornava a Roma dopo essere stato ospite a Cassino di Marco Terenzio Varrone. Aquino era una florida città abitata da oltre 20.000 persone che trattava il commercio e l'agricoltura in modo particolare, ma anche l'arte figurina. Quindi questo splendore andò via via cadendo di importanza con le invasioni barbariche. A quell'epoca forse risalgono i primi segni del cristianesimo nel territorio. Difatti Aquino è sede di diocesi e vanta tale titolo addirittura dal IV-V secolo d.C. Importanza e floridezza che ritroviamo in epoca medievale, con la famiglia che da Aquino prende il nome, i Conti di Aquino, e della quale il personaggio più importante è San Tommaso. Anche questa stagione medievale ben presto finì, gli antichi laghi divennero delle paludi e fu solo quando, intorno al 1600, l'avvento del duca Boncompagni a ridare al territorio una certa amenità e un certo lustro. Nel 1750 la sua popolazione non supera i 350 abitanti, come accertato scientificamente direi dai catasti onciari. Tant'è che intorno al 1927 si paventa anche la possibilità che venga cancellato come comune autonomo ed aggregato ad altre località. Sta di fatto che ciò non accade anche perché c'è un momento di risveglio dovuto all'individuazione nella sua pianura di un'area da destinare a campo d'aviazione. L'aeroporto di Aquino nel 1942 passa sotto la gestione dell'esercito tedesco, dell'aviazione tedesca. È stato il primo obiettivo che l'esercito alleato ha individuato per dare l'avvio alla Seconda Guerra Mondiale nell'Asia meridionale, che qui da noi durò fino a giugno del 1944.
circa 11 mesi abbondanti. Sono tanti gli itinerari da percorrere ad Aquino, in provincia di Frosinone, ma non trascurate l'itinerario del gusto e quindi andiamo a scoprire i piatti tradizionali e le tipicità. Vi presentiamo questo ricco banchetto che consiste in diverse pietanze della cucina tradizionale locale e in alcuni casi prende spunto da quella che era l'alimentazione nel mondo romano, come per esempio i cosiddetti a botta pezzenti, ovvero sagni e fagioli, che sarebbe una rivisitazione di un piatto tipico che si mangiava nelle locande dell'antica Roma circa 2000 anni fa. A botta pezzenti vuol dire proprio riempire le pance dei poveri, e vengono poi condite con salsa di pomodoro e fagioli. A volte però i legumi possono essere sostituiti dai ceci. Ovviamente nel mondo romano il pomodoro non esisteva. Un altro piatto che noi presentiamo sono le patate all'orto. Queste patate vengono poi condite con le varie tipologie di verdure che si trovavano nell'orto. In questo caso le abbiamo accompagnate dalle tipiche salsicce fatte con il fegato del maiale anziché con la carne. Dopodiché presentiamo una carrellata di salumi tipici del luogo, in particolar modo guanciale, culatello e salsicce, ma particolare importanza va data a questi piccoli formaggi che sono le marsoline, che ha radici molto antiche. Il latte di capra che viene utilizzato proviene da 2 specie autoctone del posto. Infine presentiamo 2 tipologie di dolci che sono i mostaccioli e gli struffoli, entrambi anche di derivazione nel mondo romano, in particolar modo i mostaccioli che derivano dai cosiddetti mustachios, ovvero questi piccoli dolcetti di cui Apicius, noto gastronomo dell'antica Roma, ci dà diverse ricette, e ancora oggi i mostaccioli che si realizzano qui dalle nostre parti vengono aromatizzati con particolari spezie. E gli struffoli anche loro provengono da un'antica ricetta romana che erano appunto i globulos, ovvero delle piccole palline di cui Apicius ce ne dà un'ampia descrizione, con un impasto particolare fritto nello strutto e nel miele. Vi vorrei salutare presentandovi i miei amici e colleghi, che sono, a partire dalla mia destra, Anna Traglia, che ha realizzato e collaborato insieme a noi alla stesura di questo banchetto e alla parte anche pratica dell'allestimento dello stesso, la dottoressa Elisa Canetti e Lorenzo Malaggese, che ha organizzato e collaborato in toto a questa bellissima esperienza con voi. Vi aspettiamo ad Aquino! Anche se noi abbiamo incontrato una giornata nuvolosa, ci attendono in piazza i partecipanti al progetto Rimanere Attivi. La parola all'ideatore dell'iniziativa. Ok, dai, spalle un po', 1, 2, state più là, viene 3, 4, 2, tutti insieme, 3, il contrario, incroci in basso e apri in alto, 1, 2, 3. Rimanere Attivi è un gruppo di ginnastica per la terza età nato nel 2004 da un progetto ideato da me, che vede raggruppati appunto circa 70-80 persone che hanno superato i 60 anni di età. Eccezionalmente abbiamo anche persone di 90-91 anni, 80, 85, 90 anni, insomma, ecco, sono proprio qui in questo gruppo. È un corso che fino a qualche anno fa era stato assorbito dalla Regione, adesso siamo autonomi e lavoriamo in piena libertà qui ad Aquino e siamo molto soddisfatti. L'amministrazione ci appoggia in questo progetto e abbiamo in mente di allargare e di proporre cose ancora più importanti. Ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Vi aspettiamo ad Aquino! È
Aquino è anche salutare, come si vede, si è giovani per tantissimo tempo, un motivo in più per venirci a trovare e quindi venire in questi territori stupendi con grandi iniziative anche dal punto di vista motorio per quelli in fase più avanzata. Aquino è inserita in quella che è la via Francigena del Sud che collega Roma a Cassino. In particolare vorremmo promuovere le aree di interesse aquinati anche sotto comunque l'imprint e la spinta di personaggi come Giovenale oppure San Tommaso d'Aquino e Dottor Angelico, che è nato proprio in questo territorio. Aquino per me è, come dico sempre, una filosofia di vita. Per me Aquino è il respiro, è l'aria che mancherebbe come quando si è sott'acqua. È un orgoglio, io sono onorato di poter essere amministratore in questo bellissimo paese. Continua il nostro itinerario ad Aquino, in provincia di Frosinone. Non mancano le rievocazioni storiche. La nostra associazione comprende circa 200 figuranti e questi figuranti rappresentano le 3 epoche storiche principali del nostro paese. C'è il periodo romano, il periodo medievale e il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Questa associazione è nata da un'idea del nostro compianto presidente Rosario Lacerenza. Attualmente il nostro presidente è il signor Carlo Di Lena. I nostri vestiti riproducono fedelmente i vestiti che si portavano nell'epoca dell'anno 1000 e nel 1200. Ricordiamo che noi abbiamo avuto il nostro San Tommaso. Ogni anno in questo paese svolgiamo una manifestazione, accompagniamo il santo per le vie del paese. Dopo aver effettuato l'evento liturgico, noi rappresentiamo altre situazioni con le danze medievali, con i tamburini, abbiamo gli arcieri, abbiamo persone che comunque ci supportano e ci danno tanta forza ad andare avanti. I nostri vestiti sono studiati e creati dalla nostra sarta, la signora Rita Zorri, che con le sue mani sapienti cerca di accontentare ogni nostra esigenza, perché come vedete io pure sono piccolino, quindi doveva prendere delle misure, insomma, ecco. Ogni anno il Comune, la Chiesa, richiede questa nostra presenza perché siamo entrati ormai a far parte di questa situazione e sono veramente contenti di tutti noi. Con l'assessore alla cultura andiamo a conoscere le manifestazioni più importanti dell'anno ad Aquino. Nell'ambito del panorama delle manifestazioni culturali di Aquino ve ne sono 2 che hanno un rilievo, oserei dire, quasi nazionale, se non addirittura internazionale, e faccio riferimento in primis al Premio Giovenale, che è una manifestazione culturale che si tiene solitamente nel mese di ottobre di ogni anno, organizzata dalla locale Proloco, coadiuvata dal Comune di Aquino e dall'assessorato alla cultura, la quale si prefigge come scopo la rivalutazione della memoria del poeta satirico Giovenale, che è nato qui ad Aquino. Accanto al premio Giovenale mi sentirei nella condizione di dover ricordare il premio San Tommaso, che si svolge nella prima settimana di marzo di ogni anno ad Aquino. È una manifestazione culturale di altissimo livello, organizzata dal Circolo San Tommaso d'Aquino, coadiuvata appunto dall'amministrazione comunale. È un premio che ovviamente ricorda la figura del grande filosofo aquinato. Consiste nella premiazione di studiosi, di artisti che nella loro opera intellettuale e o artistica abbiano avuto qualche nesso con l'opera di San Tommaso d'Aquino. Dal 2010 è stata istituita anche addirittura una borsa di studio denominata Veritas et Amor, che premia giovani studenti quali abbiano affrontato sia come tesi sia come lavori monografici argomenti e questioni relative appunto a San Tommaso d'Aquino.
L'amministrazione comunale nell'arco dell'anno organizza tutta una serie di eventi consistenti nella presentazione di libri, in concerti che sono tempestivamente segnalati sul sito sempre aggiornato dell'amministrazione comunale. E nel museo della città di Aquino sono racchiuse tutte le epoche di questo centro della provincia di Frosinone. La parola ad un'archeologa del luogo. Il Museo di Aquino presenta le testimonianze archeologiche e storico-artistiche della città dall'epoca preistorica fino all'epoca moderna. Partiamo dall'epoca preistorica con le amigdali, con le punte di freccia, con altre testimonianze relative a corredi di tombe. Poi passiamo all'area del cosiddetto santuario di Mefitis con la presentazione degli ex voto e tutta una serie di oggetti relativi al culto della dea. Dopodiché passiamo a un altro santuario che ultimamente è stato attribuito al culto di Giunone Popoluna. Poi passiamo ad altri reperti che indicano quello che era la vita quotidiana con ceramica, con le lucerne, con i fusi e con i pesi da telaio. Ha una parte che riguarda le monete, i vari tipi di ceramica, fino ad arrivare all'epoca medievale. È conservato quanto resta della decorazione musiva e cosmatesca della chiesa di Santa Maria della Libera di epoca romanica. Ma anche l'aspetto medievale, l'aspetto moderno è curato sia con reperti che con dei pannelli che rendono l'idea al visitatore di come poteva essere il castello dei Conti d'Aquino, della cosiddetta casa di San Tommaso, e di come erano le abitudini della popolazione aquinate fino all'Ottocento, in fin dei conti, perché appunto abbiamo la rappresentazione dei costumi tradizionali del paese. Ma anche altri reperti arricchiscono la collezione della città di Aquino, con addirittura un palo di un ponte che era stato edificato sulla via Latina. C'è anche un bellissimo quadro di San Tommaso d'Aquino giovane. Inoltre il luogo custodisce adesso un sarcofago cosiddetto delle quadrighe, che è esposto in una mostra a Castel Sant'Angelo nei tesori ritrovati dalle forze dell'ordine, in questo caso dalla Guardia di Finanza. Se cominciamo a contare dalla prima cattedrale antica, individuata nella zona della città romana di Aquinum, fino a quella attuale che è stata ricostruita nel dopoguerra perché la precedente era stata bombardata, abbiamo la possibilità di indicare addirittura 5 cattedrali. Il territorio della città di Aquino e di Aquinum, perché la città romana è Aquinum, mostra continuamente sia dei monumenti evidenti, sia delle strutture che vengono man mano individuate nel corso di ritrovamenti casuali oppure mirati. Vorrei innanzitutto sottolineare l'importanza del dialetto di Aquino. È importante perché strategicamente il suo territorio è in una posizione contro la quale vengono a rompersi le spinte dei dialetti campani. Nel dialetto aquinate invece si ha bensì un fenomeno metafonetico che viene indicato come metafonia ciociara, insomma, ma non presenta dittongamento. Se prendiamo ad esempio l'aggettivo serenum latino, la E breve non viene dittongata, la E lunga viene nel dialetto aquinate pronunciata come stretta. Per esempio si dice medc e corpo non si dice già corp, ma si dice corp, appunto. Altra caratteristica di questo dialetto si ha la assimilazione della L e della D, per cui caldum si pronuncia cal,
che è una pronuncia dei dialetti mediani. Un'altra caratteristica poi, anche questa abbastanza invasiva, è questa, che cioè si ha la rotacizzazione della D, cioè la D diventa R. Questo accade in tutte le posizioni, per cui se abbiamo per esempio nel dialetto aquinate dal latino pedem con la E breve che dà il suono aperto, nel dialetto aquinate abbiamo ped ugualmente con la E cioè aperta. Però nei dialetti a sud del territorio di Aquino invece abbiamo pier. Venite che ci fa piacere, noi siamo gente alla mano, vi accogliamo con il cuore aperto, insomma. Venite, francamente ci fa piacere. Venite, venite. Aquino, la città di San Tommaso, vi aspetta con la cordialità dei suoi abitanti. Noi ci vediamo puntuali la prossima settimana. Per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito. Viva Aquino, viva San Tommaso, viva l'Italia, ciao e viaggiate in sicurezza!